Illogica e senza senso la gestione di governo sulla ripartenza. Brugnaro si faccia ascoltare aprendo un tavolo con le opposizioni. Così l'ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari l'ha ribadito anche a Focus nel corso del talk show condotto dal nostro direttore di rete Luigi Bacialli. Ad appoggiare il suo malgrado la strana coppia Brugnaro-Cacciari, visti i forti piani di ripartenza, anche un altro veneziano, e la volta del deputato PD Nicola Pellicani. Certo che collaborazione presuppone rispetto reciproco e capacità d'ascolto, non un uomo solo al comando. Venezia in questi giorni è una città fantasma e bisogna investire subito per una ripresa dell'economia, pena proprio che ci siano che restino dei danni grossissimi. Io penso che il governo, e bisogna su questo sostenerlo, nei fatti sta preparando un piano straordinario per il turismo che per Venezia è fondamentale e presuppone il sostegno di tutta la filiera, che vuol dire sì alberghi, vuol dire sì stagionali, ma vuol dire gli stagionali che lavorano anche negli aeroporti, vuol dire guide turistiche, vuol dire tutti coloro che vivono nel turismo e che sono migliaia e migliaia nella nostra città. E vuol dire innanzitutto per Venezia investire e rifinanziare la legge speciale. Parlare di legge speciale non significa parlare d'altro rispetto all'emergenza del coronavirus, ma si tratta proprio del perno su cui fondare la nostra ripresa. Per cui è questo il mio impegno fondamentale in Parlamento, dove sono relatore della proposta di aggiornamento di legge speciale, che prevede appunto un aggiornamento normativo, ma soprattutto il rifinanziamento della legge. Quindi si apre anche a nuovi scenari politici per quanto attiene alle prossime elezioni. Ma le prossime elezioni mancano ancora un po' di mesi, è un'altra cosa. Di fronte alle elezioni ognuno farà la sua corsa, però di fronte a questa situazione ci sarebbe la necessità di un ragionamento comune.